Gentili ospiti, signori e signore, la direzione della casa di reclusione Calogero di Bonocciardone e la direzione della casa circondariale Antonio Lorusso Pagliarelli di Palermo vi danno il benvenuto al 204° anniversario della Costituzione del Corpo. Sono lieto di formulare, a nome di tutta la Nazione e mio personale, le più sentite espressioni di gratitudine e apprezzamento alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria per il costante e generoso impegno che pongono nell'adempimento dei loro doveri. La Polizia Penitenziaria opera con spirito di servizio e dedizione per garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza dei detenuti. In sinergia con gli altri operatori del settore si adopera in modo significativo nel percorso di rieducazione dei detenuti, in attuazione del principio previsto in tal senso dalla Costituzione. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, la Polizia Penitenziaria è chiamata a fronteggiare situazioni di tensione e di sofferenza, sempre più frequenti anche a causa dell'emergenza sanitaria in atto. La capacità di intervento e l'indiscussa professionalità degli appartenenti al Corpo hanno consentito di superare con tempestività ed efficacia i gravi disagi emersi negli istituti penitenziari del Paese. In questo giorno di solenne celebrazione, nel rendere omaggio alla memoria dei caduti nell'esercizio del loro dovere, esprimo ai loro familiari la vicinanza del Paese e rinnovo a nome dell'intera Nazione, a tutti voi, ai colleghi non più in servizio e alle vostre famiglie, sentite espressioni di apprezzamento e ringraziamento. Si dà ora lettura dell'intervento della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in occasione della cerimonia del 204° anniversario della celebrazione nazionale tenutasi a Roma il 15 giugno 2021. Saluto tutte le autorità civili e militari presenti in così grande numero a documento dell'importanza del compito svolto dal Corpo di Polizia Penitenziaria e ringrazio in particolare il Presidente della Repubblica per la vicinanza che ha voluto testimoniare al Corpo in occasione del 204° anniversario della sua fondazione. Ma permettetemi, il mio principale saluto va a tutti voi, donne e uomini della Polizia Penitenziaria, verso il cui impegno, mai come in questo difficilissimo anno, deve andare la nostra e la mia personale gratitudine. Quando ci siamo incontrati all'inizio del mio servizio al Ministero, in occasione della visita al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il 2 marzo scorso, vi avevo chiesto un minuto di silenzio per chi ci aveva da poco drammaticamente lasciati. Vorrei che anche oggi il nostro primo pensiero fosse per chi non è più tra noi, un pensiero per loro e per i loro familiari. Gianclaudio Nova, Salvatore Spagnuolo, Antonio Maiello, Giuseppe Matano, Angelo De Pari, Adriano Cirella, Andrea Dantini, Ettore Tommasi, Michele De Cillis, Nazario Giovanditto, Mario De Michele, Massimo Rossi, Mario Nadalutti, uccisi dal Covid tra il 2020 e il 2021. E insieme a loro il nostro pensiero commosso, insieme con le nostre preghiere per chi è credente, va anche la memoria di Alessandro Gallo, Umberto Polillo e Luigi Leo Franco Cullotta, che in questa prima parte dell'anno hanno deciso di porre termine alla loro vita. Ciascuno di loro, come ciascuno di voi, ha dedicato la sua vita al servizio di un'istituzione che, lontano dai riflettori e in condizioni spesso assai difficili, divenute quest'anno ancora più complesse e a volte drammatiche, ogni giorno opera per attuare i valori costituzionali, con un impegno composto di fermezza e umanità, come ha ricordato il Presidente della Repubblica. Nell'ultimo anno tutti noi, in ogni ambito, abbiamo dovuto affrontare sforzi e sfide straordinarie per fronteggiare un fenomeno che nessuno avrebbe potuto immaginare. Avete vissuto l'angoscia dei rischi del contagio in luoghi dove era assai complesso mantenere le necessarie distanze. Avete vissuto i giorni drammatici delle rivolte. Avete contribuito a garantire il rispetto del diritto alla salute e ogni giorno vi siete adoperati e vi adoperate per evitare che le tensioni, acuite dalla paura, dalla separazione dei propri cari e dal sovraffollamento, possano degenerare.
Di tutto questo io e tutto il Paese vi dobbiamo essere grati e forse non lo esprimiamo abbastanza. Nei mesi scorsi la drammaticità della situazione, che ho potuto seguire anche attraverso il costante monitoraggio dei dati di diffusione del virus, mi ha sin da subito sollecitato a seguire con tutta la cura e l'impegno di cui sono capace le esigenze delle vostre condizioni di servizio. Per quanto mi riguarda, da subito mi sono impegnata insieme al capo del DAP perché fossero sempre assicurate tutte le necessarie dotazioni di protezione individuale per contrastare la diffusione del virus e soprattutto perché le vaccinazioni per la Polizia Penitenziaria e per tutto il mondo del carcere avessero una corsia preferenziale e procedessero a ritmi sostenuti. E ho voluto che tutto questo avvenisse con trasparenza, tanto che da mesi ogni martedì pubblichiamo sul sito del Ministero il bollettino con l'andamento dell'epidemia e con la progressione della vaccinazione. Fino a domenica erano 23.345 su 37.000 le unità di personale del Corpo della Polizia Penitenziaria avviate alla vaccinazione, 45.000 invece le somministrazioni ai detenuti su una popolazione presente di 52.545. Per questo risultato sento il dovere di ringraziare il commissario straordinario generale Paolo Figliuolo e le autorità sanitarie centrali e regionali per il grande sforzo compiuto. Contemporaneamente e sempre in sinergia col capo DAP mi sono adoperata perché riprendessero i corsi per le nuove assunzioni, sospesi per le difficoltà della pandemia. Al di là delle emergenze e delle urgenze quotidiane, reputo che ci siano due urgenze da affrontare con priorità tra i tantissimi problemi che affliggono i nostri istituti di detenzione. Il problema della salute psichica e il problema del sovraffollamento, che torna a destare grave preoccupazione. C'è un pezzo d'Italia, al di là di quegli alti muri di cinta, che tengono le carceri lontane non solo dallo sguardo, ma a volte anche dalla coscienza e dall'attenzione pubblica. E nel carcere le condizioni di vita, d'insieme, si riflettono su tutti, agenti di polizia penitenziaria, funzionari dell'amministrazione, operatori. E proprio per garantire condizioni più degne a tutti coloro che ogni giorno respirano la stessa aria, il Ministero della Giustizia ha sollecitato il Governo e tutti gli altri ministeri coinvolti per affrontare urgentemente il problema della tutela della salute mentale, a partire dalla carenza di presidi territoriali attenti alle persone detenute e dall'insufficienza delle strutture esterne e le REMS. Su un altro fronte si sta lavorando a importanti interventi sugli edifici e sull'architettura per ampliare e qualificare gli spazi. La soluzione a questi problemi, a mio avviso, non risiede in strade estemporanee, in passato a volte percorse, che dopo un momentaneo beneficio ripropongono le stesse difficoltà. Occorrono interventi strutturali, su cui sto lavorando, un lavoro i cui frutti ancora forse non sono visibili, ma che mi auguro possano recare un sollievo che permanga nel tempo. La Polizia Penitenziaria è un corpo particolare, speciale ai miei occhi, e questa sua particolarità è emersa ancor di più in questo tempo di pandemia così difficile. I costanti rapporti col DAP, le interlocuzioni con i vostri rappresentanti e, permettetemi, una sottolineatura speciale, la quotidiana presenza discreta, garbata, rassicurante ed efficientissima delle donne e degli uomini della mia scorta, che saluto e ringrazio con particolare affetto. Mi hanno di giorno in giorno reso più familiare il vostro compito e mi hanno condotto al cuore delle vostre funzioni e del vostro particolarissimo ruolo. Voi svolgete indispensabili funzioni di sorveglianza, a tutela del rispetto delle regole, dell'ordine e della sicurezza, ma siete anche partecipi dell'opera di rieducazione, che impone una professionalità delicatissima, capace di dosare fermezza e sensibilità per poter eseguire la funzione di vigilanza in sintonia con la finalità ultima e più ambiziosa della pena, quella rieducativa. Garanti della sicurezza collettiva e custodi dell'umanità dolente. Per voi la sicurezza delle carceri passa dalla cura delle persone, perché senza la cura non ci può essere sicurezza e senza sicurezza non ci può essere serenità e rieducazione. Da quando sono arrivata al Ministero della Giustizia ho imparato a conoscere e apprezzare ogni giorno di più la realtà del Corpo di Polizia Penitenziaria. Nelle sue varie articolazioni il vostro è un lavoro con specializzazioni molto diverse, dal GOM al NIC, con le loro delicatissime incombenze che richiedono un'elevatissima professionalità, i matricolisti che sono un indispensabile snodo di raccordo con le autorità giudiziarie, i ruoli tecnico-scientifici come il laboratorio DNA, il servizio di polizia stradale, il servizio navale, il servizio traduzione e piantonamenti, gli organi di tutela come l'USPEV. L'apprezzamento per il vostro difficile compito deve esprimersi oltre che a parole in occasioni come queste, soprattutto attraverso fatti concreti. Senza scelte adeguate sul vostro organico, sulla formazione del personale, sulle vostre dotazioni materiali informatiche, sugli spazi e sulle strutture, non ci può essere una realtà carceraria degna di un paese moderno. Non possiamo negare che ci sono molti fronti su cui è necessario un maggiore impegno per fornire il doveroso supporto a un corpo i cui compiti nel tempo sono diventati sempre più complessi e delicati.
Nell'ambito delle pianificazioni e recovery plan, molti sono interventi sull'edilizia carceraria in due direzioni. Da una parte sono diretti a migliorare gli ambienti, sia per ampliare gli spazi disponibili, dall'altra sono interventi che ancora di più direttamente incidono sulle vostre condizioni di lavoro, come quelli dell'efficientamento energetico, di manutenzione straordinaria, alle volte di grande impatto sulle strutture già esistenti. Ma tema di vostro specifico interesse sono anche gli investimenti sugli apparati e le strumentazioni tecniche e ancora acquisti di automezzi destinati a vari compiti funzionali e acquisti di divise. So bene che i bisogni superano sempre di gran lunga le risposte mai sufficienti che stiamo approntando. So che sarebbero di ben altra entità i rinforzi necessari per la Polizia Penitenziaria, come mi hanno segnalato più volte i sindacati, che giustamente sollecitano anche risposte sul rinnovo del contratto. Istanze che ho condiviso col resto del Governo e che continuerò a sollecitare. Più volte mi avete portato all'attenzione anche un altro problema che conosco molto bene e che vi garantisco seguo con attenzione e crescente preoccupazione. Quello delle aggressioni agli agenti. 397 episodi in 6 mesi del 2021 sono cifre altissime, come lo sono le 837 avvenute nell'intero 2020. Nessuna violenza può mai trovare giustificazione né tolleranza. Ogni violenza dovrà essere sempre condannata, fermata e punita, e soprattutto prevenuta. Mi ha sempre colpito il motto iscritto nello stemma araldico del Corpo della Polizia Penitenziaria, Despondere spem, munus nostrum. Garantire la speranza è il nostro compito, garantire la speranza, ma la stessa parola latina munus, oltre a significare compito-dovere, significa anche dono, il dono della speranza che voi, insieme a tutti gli operatori degli istituti, potete portare anche laddove non sempre esserci più luce. E bisogna aver visto per sapere davvero quanto buio possa esserci negli istituti di pena. Nel bene e nel male, il carcere è un luogo di comunità, dove la sofferenza di uno è la sofferenza di tutti, ma dove la speranza al centro della vostra missione può diventare la speranza di ciascuno e della società intera. E questo anche attraverso il vostro imprescindibile lavoro. Ogni volta che un detenuto ha bisogno di cure ospedaliere siete voi che lo accompagnate, così come ogni volta che va in tribunale. Ogni volta che un detenuto ha l'autorizzazione a uscire per iniziative culturali, sociali, di lavoro di pubblica utilità, è grazie a voi che avviene tutto questo. C'è tanto vostro lavoro dietro i grandi passi avanti compiuti sin qui e voi dovete essere fieri della missione che vi è stata affidata, come chi vi parla in questo momento è fiera di avervi quotidianamente al proprio fianco. E per questo cercherò di adoperarmi perché il Paese sia più consapevole del vostro munus, del vostro compito, del vostro dono per la collettività. Con questo spirito giunga a voi e alle vostre famiglie l'augurio mio e di tutto il Governo per la vostra festa. Si dà lettura del messaggio che il signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Presidente Bernardo Petralia, ha rivolto alla Polizia Penitenziaria in occasione della celebrazione nazionale tenutasi a Roma il 15 giugno 2021. Cos'è la Polizia Penitenziaria? Fino a poco tempo fa, prima di assumere l'impegno che oggi mi onora, la Polizia Penitenziaria per me era un corpo di vigilanza, di sorveglianza all'interno delle carceri, impegnato nella gestione degli istituti, addestrato a un rapporto sociale con i detenuti, ma soprattutto attento alla sicurezza dei varchi esterni e dei passaggi interni. Una polizia alla quale, da magistrato quale per funzioni sono stato per 40 anni, avevo sempre guardato con quel rispetto e quella stima che i non frequenti contatti, gli interrogatori negli istituti, le traduzioni in udienza, la gestione inframuraria dei collaboratori di giustizia e altro, mi avevano consentito. E tuttavia una polizia esclusivamente servente alle esigenze di sicurezza del sistema penitenziario. Da capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e capo della Polizia Penitenziaria mi è stato concesso il privilegio di conoscere più nel profondo e dall'interno questa organizzazione peculiare, così speciale e fertile. E la conoscenza per me ha sempre un duplice indirizzo. Da un lato l'apprendimento diretto e specifico delle materie e dei compiti assegnati ad un corpo che ha oltre 200 anni di storia. Peraltro, e non meno rilevante aspetto, il coinvolgimento emotivo e sentimentale verso un popolo in divisa, carico di entusiasmo, orgoglio, dedizione, ma anche intriso di affanni, stenti e inquietudini. Un popolo di uomini e donne fatto di corpi e anime che chiedono, soffrono, obbediscono e soprattutto credono. Un popolo che vive una realtà divisa tra famiglia e microcosmo carcerario e ben conosce, forse più e meglio degli altri, il valore della libertà e il sacrificio della sua privazione. E se la conoscenza razionale mi ha presto condotto ad apprendere e fieramente gustare
di quante specialità sia composto il corpo di polizia penitenziaria e come tutte siano e restino di cruciale importanza per il sistema giustizia, per l'impatto che hanno sulla sicurezza a tutto campo del Paese e per le benefiche conseguenze che il nostro lavoro concorre a produrre nei territori, la conoscenza sentimentale mi ha consentito per altro verso di arricchirmi di calore umano, un calore intenso e gentile, ricevuto e ricambiato dalla voce di semplici agenti fino ai comandanti, che pressoché ogni sera sento al telefono in occasione di incidenti interni o di condotte virtuose volte con successo a disvelare reati o a scongiurare atti estremi di qualche ristretto. Per il primo risultato, prima che per dovere, ho il piacere di dire grazie a tutti i reparti di istituto, ivi compresi 17 istituti penali minorili e gli uffici di esecuzione penale esterna, dove è complessivamente destinata una significativa aliquota del corpo, in particolare poi ai componenti del servizio cinofili, del glorioso GOM, il gruppo operativo mobile alle dirette dipendenze del capo dipartimento, forgiato sui principi di riservatezza e sicurezza nei principali compiti di custodia, traduzione e piantonamento dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui al noto 41 bis, nonché dei detenuti collaboratori considerati a maggiore esposizione a rischio, del NIC, il Nucleo Investigativo Centrale, organo specializzato di polizia giudiziaria, anch'esso alle mie dirette dipendenze, che non so più quanti procuratori e procuratori generali mi continuano a elogiare per capacità e stile, e ancora ai componenti dei servizi navale, equestre di polizia stradale, ai poliziotti del servizio traduzione e piantonamenti, ai matricolisti specializzati nelle delicatissime operazioni di immatricolazione e scarcerazione di detenuti e internati, alla gestione dei colloqui e altro, agli uomini e alle donne dell'USPEV, eppure agli specialisti del laboratorio DNA, anch'esso vero fiore all'occhiello dell'amministrazione, che raccoglie e conserva i campioni biologici del DNA della popolazione detenuta. Non ultimo, per rilevanza e spirito di corpo, un grazie anche al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, con i suoi 48 anni di vita, che dalla sola atletica leggera è giunto oggi all'affiliazione a 16 federazioni sportive nazionali, impegnato com'è in ben 21 discipline sportive e artefice di straordinari successi olimpionici in campionati europei e mondiali. Un utilissimo percorso di conoscenza lo devo anche alle organizzazioni sindacali, con le quali non manca un corale quotidiano e sottolineo quotidiano confronto sulle problematiche della penitenziaria, un confronto fatto di scontri e incontri, divergenze e confluenze, ma fini a se stessi, sempre invece in un clima costruttivo e puntati entrambi sul medesimo comune orizzonte. Consentitemi così di spendere il mio consapevole e intenso grazie, insieme al mio fido e sempre attento vicecapo, anche ai direttori generali, ai provveditori regionali e ai loro direttori, nonché all'intero staff dipartimentale di dirigenti penitenziari, funzionari e operatori delle funzioni centrali, tutti quanti fortemente coinvolti nel loro lavoro accanto e insieme ai poliziotti penitenziari. Vedete, per il capo della polizia, per il comandante generale dell'Arma e della Guardia di Finanza, tutti nati e vissuti dentro lo spirito e la divisa delle loro amministrazioni, l'afflato viene da lontano, è radicato, costituisce l'in sé del ruolo. Per me e per ogni capo DAP venuto dall'esterno il percorso è diverso, più complesso, ma se si raggiunge il risultato il connubio è indissolubile, una vera e propria rivoluzione planetaria del perché e del come servire ugualmente lo Stato pur dopo un bellissimo lavoro pregresso. Ecco perché non dimenticherò mai l'imbarazzato stupore, soprattutto di semplici agenti che da me, raggiunti telefonicamente, per disagi o successi, mi rispondono tutti all'unisono: ho fatto il mio dovere. Né dimenticherò il pianto accurato di una vedova che, appena deceduto il marito assistente capo coordinatore in servizio in un istituto del sud Italia, ha invocato aiuto per far tornare da un paese straniero la figlia ancora ignara, tra le 1000 difficoltà frapposte per un viaggio internazionale da effettuare in piena pandemia. E a proposito della pandemia non posso non aggiungere la piena riconoscenza mia e di tutta l'amministrazione per la condotta tenuta dalla polizia penitenziaria tutta. Sono stati lunghi mesi, difficili, oscuri, pieni di ansia, non solo per ciascuno di noi e per le nostre famiglie, ma per tutti coloro che abitano gli istituti penitenziari e dei quali siamo responsabili. Siete stati bravi, coraggiosi e infaticabili.
continuare a lavorare anche con gravosi turni di servizio per garantire sicurezza insieme a tutte quelle misure di igiene e prevenzione che con l'autorità sanitaria abbiamo declinato per contenere e ridurre i contagi, per assicurare che le condizioni detentive non fossero oltremodo contratte. In questi lunghi mesi il vostro concreto impegno per consentire i colloqui a distanza con i familiari è stato pregevole. In molti istituti penitenziari siete stati in grado di organizzare in brevissimo tempo gli spazi adeguati e i collegamenti online, così come vi siete dedicati nel consentire che i detenuti continuassero a seguire le attività didattiche, e conosco esperienze di didattica a distanza allestite nelle scuole scolastiche e in altri spazi disponibili nel rispetto dei presidi sanitari di sicurezza. Avete usato creatività e spirito di iniziativa, caratteristiche che ho appreso essere doti che appartengono al profilo professionale e soprattutto personale di tutti voi che operate all'interno degli istituti. Di tutti voi ho apprezzato l'impegno a dialogare, a fare squadra, con medici e operatori dei presidi sanitari interni agli istituti penitenziari, a condividere i protocolli operativi sanitari che abbiamo insieme dovuto adottare in uno scambio continuo di informazioni, suggerimenti, consigli, in un clima di supporto, aiuto e solidarietà. Voi tutti, più di quanto io possa immaginare, avete vissuto esperienze forti. Molti di voi si sono contagiati, alcuni non hanno superato la malattia e ci hanno lasciato. A tutti costoro e in generale a tutti i caduti del corpo va oggi il ricordo, l'orgoglio e l'onore che questo storico anniversario celebra. Cos'è dunque la polizia penitenziaria? Oggi lo so bene e posso affermarlo, spiegarlo e predicarlo ovunque e comunque, con la mente e col cuore. Viva la polizia penitenziaria, viva l'amministrazione penitenziaria, viva l'Italia! Il comandante del reparto di polizia penitenziaria presso l'ACR Calogero di Bono Ciardone, dirigente dottor Michelangelo Aiello, prende la parola per illustrare brevemente l'attività operativa svolta nell'anno 2020 dal reparto di polizia penitenziaria. Grazie comandante di riposo. Gentili ospiti, signore e signori, autorità militari, civili e religiose, personale in quiescenza, familiari del personale deceduto, signor prefetto, signor provveditore. Benvenuti, rivolgo a voi tutti un saluto e il mio personale ringraziamento per la vostra da sempre assidua e affettuosa vicinanza al Corpo di Polizia Penitenziaria, testimoniata anche con l'attuale presenza al 204° anniversario della fondazione del Corpo. Lo speaker in precedenza ha passato velocemente in rassegna i compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria. Come è noto, il mandato precipuo è quello di garantire l'ordine e la sicurezza intramuraria. Detto compito è stato reso più arduo dall'entrata in vigore delle previsioni legislative che nell'anno 2020 e in virtù dell'emergenza Covid-19 hanno fra l'altro dapprima sospeso e poi limitato il diritto dei ristretti di svolgere colloqui in presenza con i propri familiari. Chi più chi meno ha ancora in mente le immagini mandate in onda dai TG nazionali e locali dei disordini avvenuti nelle carceri italiane, immediatamente dopo l'attuazione delle predette misure restrittive a tutela della salute pubblica. Lunedì 9 marzo 2020, alle ore 9 circa, anche all'interno della casa reclusione Calogero di Bono Ciardone di Palermo, trascorsi pochi minuti dalla divulgazione ai ristretti delle disposizioni preclusive in tema di colloqui visivi con i familiari, all'interno di 2 cortili passeggio di 2 diverse sezioni detentive si consumava la protesta di diversi detenuti. Hanno manifestato tutto il loro disappunto con urla veementi. Alcuni sono riusciti a salire sopra i muri perimetrali dei passeggi. Come è andata a finire è di facile descrizione. Nel primo pomeriggio tutti i ristretti si trovavano nelle rispettive stanze di pernottamento, sintonizzati alla radio e alla TV ad ascoltare i disordini avvenuti nelle carceri italiane, speranzosi in prossime misure normative clemenziali o svuotacarceri. Per noi il bilancio era stato di un tavolino rotto e pochi metri di rete metallica recisi e tanta paura. Da allora quella paura non ci ha più lasciato. Infatti quotidianamente si era coscienti di iniziare il servizio con una enorme esposizione al pericolo. Da un lato c'era il nemico numero 1 del momento, il Covid-19,
segni particolari invisibili. Dall'altro c'era la psicosi da rivolta, causata dal malessere che serpeggiava all'interno delle sezioni detentive a causa del lockdown penitenziario. Il contesto operativo era ostico e lo scenario non offriva dati incoraggianti. Eppure gli obiettivi perseguiti e il trend che ha vissuto la casa reclusione di Bona di Palermo sono stati identici e speculari a quelli del nostro Paese. Tutela della salute delle persone e delle attività, momenti di rigorosissima chiusura, mappatura dei casi, graduale riapertura, vaccinazioni e quindi ripartenza. Cosa o meglio chi ha reso possibile tutto ciò? Un nome su tutti si erge, una istituzione, la Polizia Penitenziaria, un corpo di professionisti che ancora una volta ha intrapreso magistralmente il mandato affidato attraverso l'assidua e attenta vigilanza dei distretti e il controllo delle prescrizioni giuridico-sanitarie a tutela della salute pubblica, l'applicazione della domiciliazione fiduciaria, il ricorso a tamponi antiigienici, il rispetto del distanziamento sociale, l'uso delle mascherine protettive, eccetera, ha assicurato non solo il mantenimento della salute e della sicurezza interna, ma anche della salute e della sicurezza pubblica, in ultima analisi di tutti coloro che insistono nell'Interland palermitano. Corollario logico degno di rilievo è che a tutt'oggi non si sono registrati casi di contagi fra i detenuti e che è in corso d'opera il richiamo vaccinale, sia per i ristretti che per la Polizia Penitenziaria. Sono risultati che fanno ben sperare per il futuro e che danno contezza anche dell'ottimo rapporto di collaborazione che insiste tra l'ASP di Palermo e la Polizia Penitenziaria. Anche in costanza di pandemia, a fortiori, la pena deve tendere al reinserimento sociale del condannato. Il reparto di Polizia Penitenziaria ha continuato a mettere a disposizione delle professionalità operanti all'interno del carcere, in primis dell'area giuridico-pedagogica, il proprio patrimonio conoscitivo dei ristretti, derivante dall'esercizio dell'attività di vigilanza, contribuendo sinergicamente alla ripartenza trattamentale, ovvero l'adozione di graduali e specifici percorsi rieducativi per i detenuti. L'attività di vigilanza dei ristretti, svolta dai poliziotti 24 ore su 24, ha assunto più che mai valore trattamentale, cioè osservazione. Questa ulteriore attività istituzionale, seppure abbia carattere servente, pone il reparto di polizia al centro del sistema penitenziario. L'osservazione del detenuto fornita dal poliziotto penitenziario, contenuta essenzialmente nelle relazioni di servizio, è strumentale e preziosa rispetto all'adozione di provvedimenti amministrativi intramurali, quali le assunzioni lavorative, l'inserimento a corsi professionali, teatrali, ricreative, sportive. La predetta osservazione assume carattere fondamentale rispetto all'adozione di delicati provvedimenti di competenza della magistratura di sorveglianza, in relazione alle richieste di concessione di benefici e misure alternative avanzate dai detenuti, i quali sempre più spesso ambiscono a una riduzione della pena ed alla graduale inclusione sociale. Di seguito si esemplificano alcune particolari attività o iniziative intramurarie svoltesi nell'anno 2020 in costanza di pandemia, destinate a gruppi più o meno ampi di detenuti che hanno impegnato la Polizia Penitenziaria del Lucciardone, quale garante non solo dell'ordine e della sicurezza interna, ma anche della legalità rispetto alle norme anti-Covid. Rientrano in questa classificazione le seguenti attività. Le attività scolastiche dell'anno 2019-2020, il CPI e la scuola alberghiera, hanno subito una inevitabile interruzione in presenza, ma grazie ai docenti e ai singoli funzionari giuridico-pedagogici, esse sono state garantite fino alla fine attraverso la consegna di lezioni in dispensa e la compilazione di elaborati settimanali. Per l'anno scolastico corrente l'attività si è sempre svolta in presenza, senza significative interruzioni. Si contano oltre 100 studenti. I corsi di formazione professionali iniziati nell'anno 2019, quali corsi di giardiniere, di decoratore, eccetera, hanno subito delle interruzioni, ma sono proseguiti a metà del 2020 e ancora oggi continuano. Anche il progetto Adotta uno scrittore, in collaborazione con il Salone del Libro di Torino, previsto per il 2020, si è svolto regolarmente nell'anno 2021. Il laboratorio autobiografico è stato garantito sia nell'anno 2020 che nell'anno in corso. L'attività sportiva ha subito una lunga e comprensibile interruzione, ma a breve potrebbe ripartire.
Il laboratorio teatrale iniziato nell'anno 2020 ha subito un'interruzione, ma è ripreso alla fine dell'anno 2020 e prosegue a tutt'oggi. Il corso di teologia di base iniziato nell'anno 2019 ha subito un'interruzione, ma è ripreso alla fine dell'anno 2020 e prosegue a tutt'oggi. Il giornalino dell'istituto, dopo aver subito una breve interruzione, è ripreso alla fine del 2020 e oggi continua. La crisi pandemica non ha inciso sulla regolare tenuta dei rapporti con la magistratura di sorveglianza. Infatti sono stati ammessi nell'anno 2020 22 detenuti al beneficio del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario. Nell'anno in corso, alla data del 31 maggio, il numero attuale era di 29 detenuti. Lo scorso anno i detenuti che hanno fruito di un permesso premio ex articolo 30 ter dell'ordinamento penitenziario sono stati 23. Quest'anno, al 31 maggio, il numero era di 39. Le attività lavorative dei ristretti non hanno risentito di significative interruzioni. La Polizia Penitenziaria ha continuato a svolgere un'attenta vigilanza dei detenuti lavoratori nei cantieri e nei luoghi di lavoro. Nell'anno 2020 sono stati emessi 357 provvedimenti di assunzione lavorativa. Attualmente il numero dei detenuti lavoratori è pari a 144. Si ricorda che la capienza regolamentare dell'istituto è di 545 detenuti. In atto a causa di lavori di manutenzione, essa è pari a 484 detenuti. La presenza media è di 400 detenuti. Lo scorso anno la capienza massima raggiunta è stata di 493 detenuti. Questo complesso contesto carcerario, caratterizzato dalla varietà e dalla dinamicità degli eventi che caratterizzano i detenuti, per la precisione i condannati, in quanto trattasi di soggetti esclusivamente in esclusione di pena, fornisce una embrionale idea sul prezioso compito del personale di polizia in servizio al Dibona. È facile cogliere in essi sia spiccate capacità di aggiornamento della propria professionalità rispetto alle innovazioni normative, organizzative e tecnologiche sopravvenute, sia una duttilità professionale. Costoro disimpegnano con disinvoltura sia l'attività di vigilanza che quella di supporto all'attività trattamentale. L'esperienza maturata, l'ottimo livello di preparazione, l'aggiornamento costante e l'elevato livello di conoscenza del contesto hanno consentito ai poliziotti del Lucciardone, impegnati in piena emergenza sanitaria, di mantenere elevati standard di sicurezza e legalità, prevenendo il verificarsi di contagi ed eventi critici, quali ad esempio fatti di autolesionismo, tentativi di suicidio, di risse tra detenuti, insorgere di sodalizi criminosi, eccetera. Il reparto di polizia penitenziaria si è sempre mostrato pronto all'altezza della situazione, nell'espletamento delle attività di prevenzione che in quella di repressione di poche, per la verità, condotte turbative dell'ordine e della sicurezza ed eventi critici cosiddetti dimostrativi, posti in essere dai detenuti. Su un totale di 1148 eventi critici registrati nell'anno 2020, si sono distinti solo per il primato numerico le manifestazioni di protesta individuali, ovvero lo sciopero della fame, 138 casi, gli atti di autolesionismo, 70 casi, commessi nella quasi totalità dai detenuti extracomunitari. Infine 35 sono stati i casi di aggressione tra detenuti. Lo scorso anno sono stati elevati dal personale di polizia penitenziaria rapporti disciplinari che hanno interessato circa 95 detenuti e adottato dalla direzione 298 provvedimenti sanzionatori. Il reparto di polizia nell'anno 2020 ha svolto una rilevante attività di polizia giudiziaria e amministrativa, ha prestato collaborazione alle indagini svolte dalla Procura, dal nucleo investigativo della polizia penitenziaria e dalle altre forze dell'ordine. Nella fattispecie sono state acquisite 15 denunce di carattere amministrativo, raccolto 32 querele, prodotte 353 informative di reato, sono stati deferiti 447 persone all'autorità giudiziaria, sono stati effettuati 58 sequestri, essenzialmente stupefacenti e microcellulari. Sono stati effettuati 46 atti di PC delegati e subdelegati. Infine, in merito all'organico di polizia penitenziaria, questa, a fronte di una previsione ministeriale di 367 unità alla data del 31 maggio 2021, esso è pari a 350 le unità amministrate e 307 le unità effettivamente operative. Bene, mi appresto a concludere. Il contesto operativo inerente all'anno 2020
caratterizzato dalla crisi pandemica ancora in atto, seppure ridimensionata, ha messo a dura prova la professionalità dei poliziotti della casa di reclusione di Bona del Lucciardone. Costoro hanno impiegato testa e cuore per avere ragione della loro comprensibile paura. Li ho visti in azione animati da forte attaccamento al dovere e da spregiudicato coraggio. Comportamenti virtuosi che da un lato inorgogliscono i colleghi in quiescenza che ci hanno preceduto, dall'altro onorano la memoria di chi la divisa non l'ha potuta più indossare perché è caduto nell'adempimento del dovere o comunque è scomparso prematuramente. Colleghi che in ogni caso non dobbiamo mai dimenticare. E infatti colgo l'occasione per rimarcare la nostra vicinanza a tutti i familiari del Corpo di Polizia Penitenziaria. Signori, per i poliziotti del Lucciardone di Bona, che ho l'onore di guidare, coadiuvato da 3 dirigenti di Polizia Penitenziaria e vicecomandanti di reparto, non posso non dispensare per tutti, a prescindere dal ruolo e dall'incarico, cospicui plausi e un autentico ringraziamento sia per la proficuità e la qualità dei risultati conseguiti, sia perché essi sono degli autentici servitori dello Stato, costituenti la 4ª forza di polizia del Paese, come tali da preservare e da consolidare in ragione della loro peculiare professionalità. Grazie, viva la Polizia Penitenziaria, viva l'Italia, viva la Polizia Penitenziaria. Il comandante del reparto di Polizia Penitenziaria presso la CC Antonio Lorusso Pagliarelli, dirigente aggiunto dottor Giuseppe Rizzo, prende la parola per illustrare brevemente l'attività operativa svolta nell'anno 2020. Grazie di a riposo. Autorità, signori e signori, è con grande onore che prendo la parola per salutare e ringraziare anche a nome dei colleghi degli istituti Calogero di Bona e Antonio Lorusso tutte le autorità civili, religiose e militari che con la loro gradita presenza hanno ancora una volta dimostrato attenzione e vicinanza nei confronti dell'amministrazione penitenziaria. Un particolare saluto, permettetemi, al signor provveditore regionale, dottoressa Cinzia Calandrino, per l'attenzione dimostrata con la sua presenza in questa particolare ricorrenza. Permettetemi di salutare con caloroso affetto e fare una speciale menzione a tutto il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria presente dai 2 reparti, sia quello attualmente in servizio, sia quello in congedo. Saluti signori rappresentanti delle organizzazioni sindacali, sempre attenti e disponibili al dialogo costruttivo e proficuo per migliorare le condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria, nonché quello del comparto delle funzioni centrali e personale sanitario, i familiari di coloro che ci hanno prematuramente lasciati. Un ricordo e immensa gratitudine inoltre al personale di Polizia Penitenziaria caduto nell'adempimento del proprio dovere e ai loro familiari oggi qui presenti. Il sistema penitenziario, come è noto, sta vivendo una condizione di grande difficoltà dovuta al sovraffollamento, ma anche alla gravissima crisi legata alla pandemia. A partire dalla metà degli anni '80, rientrata l'emergenza terrorismo, le condizioni politiche hanno profondamente riformato l'ordinamento. Il nuovo corso intrapreso dalla politica e dall'amministrazione sembrava essere riuscito a relegare al passato il tema della conflittualità penitenziaria. Eppure, dopo decenni di silenzio, oggi questo tema torna prepotentemente alla ribalta a seguito dell'emergenza da Covid, l'ennesima che il sistema penitenziario è chiamato ad affrontare. Con l'evolversi dell'emergenza sanitaria durante la fine del mese di febbraio e inizi marzo 2020, l'amministrazione penitenziaria ha adottato una serie di misure specifiche per la prevenzione del contagio da Covid-19, che principalmente hanno coinvolto la sospensione dei colloqui con i familiari, la cessazione delle attività trattamentali e lavorative, sia interne che esterne, nel blocco degli ingressi dei volontari e più in generale della comunità esterna. Tali provvedimenti, necessari per la prevenzione sanitaria, hanno inciso in modo diretto sulla vita dei detenuti, mutandone la quotidianità. I contatti con il mondo esterno sono una dimensione fondamentale dell'esperienza detentiva di tutti coloro che sono ristretti. Negare il colloquio con i propri cari e, in più in generale, con quelle persone che sono punti di riferimento per il recluso durante la detenzione, significa negare un momento che afferisce alla dimensione dell'affettività. Queste misure restrittive adottate per contrastare la diffusione del virus si sono innestate su condizioni già esistenti di fatiscenza, carenza di presidi e personale sanitario, sovraffollamento. A fare da cornice ad una situazione di per sé critica vi è stata inizialmente la scarsa informazione e conoscenza circa la reale diffusione dei contagi e la presenza di detenuti risultati positivi nei confronti della popolazione detenuta.
L'insieme di tutti questi fattori ha determinato fortissime proteste che durante le giornate del 7, 8, 9 marzo hanno assunto la forma della rivolta. Lo dimostra il numero degli istituti coinvolti. Le rivolte sono infatti state occasionate da una miscela esplosiva per la sensibilità e l'instabilità emotiva di chi vive in carcere per la paura di contrarre il coronavirus in ambienti chiusi, sovraffollati e con precarie condizioni igieniche. C'è però un secondario e ulteriore problema che ha rappresentato l'occasione per le rivolte. Come tutelare la salute dei detenuti di fronte a una pandemia? E cosa fare in presenza di un contagio in carcere? Bene, in relazione a quanto detto, l'Istituto Lorusso nel mese di marzo 2020, come parte degli istituti, è stato oggetto di numerose proteste da parte dei detenuti, sia per il blocco dei colloqui con i familiari, sia per la paura di contrarre il virus. Fortunatamente, grazie all'alta professionalità del personale di polizia, si sono evitati fatti gravi. L'aver gestito con professionalità ed encomiabile sprezzo del pericolo una situazione di estrema tensione, il sangue freddo e l'esperienza degli appartenenti al corpo in servizio presso l'istituto che mi onoro di comandare ha consentito di riportare l'ordine nella struttura evitando più gravi conseguenze. Interventi della Polizia Penitenziaria, apprezzati anche dal signor Procuratore Capo di Palermo, costantemente informato nelle giornate di protesta da parte della popolazione. Leggo testualmente. Ho anche letto la relazione del commissario Rizzo datata 15 marzo 2020, inviatami oggi. A tal riguardo desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento per i metodi di contenimento delle proteste che sono stati adottati dal personale della Polizia Penitenziaria, cui la prego di rivolgere il mio ringraziamento per l'opera svolta. Tali procedure sono state sicuramente efficaci per prevenire forme violente di protesta e l'aggravarsi della situazione di sicurezza della struttura carceraria. Fatta questa breve ma doverosa premessa, i dati che mi accingerò a fornire fotografano pienamente la situazione dell'istituto, che è comune a quelli della Nazione. Ed è proprio in queste difficili condizioni che gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria svolgono con grandi sacrifici i loro delicati compiti, assicurando all'interno degli istituti l'ordine, la sicurezza e la disciplina. Pur lavorando in carenza d'organico e con una presenza ormai costante di circa 1200 detenuti, ho potuto riscontrare nel personale una grande dedizione e senso del dovere, uniti alla maturità dimostrata sul campo nella gestione e nel modo di relazionarsi con i detenuti, specialmente durante il periodo delle proteste, e nonché all'insorgere del focolaio che ha visto ben 83 detenuti positivi all'interno della struttura. Chi sta fuori non può sapere il nostro lavoro, che consiste in una stratificazione di esperienze, di conoscenze e di intuizioni che tengono doverosamente conto del trattamento. Il ringraziamento va a tutti dunque, ed anche alle famiglie e alle persone care che spesso sono sacrificate con l'ansia di contrarre il Covid. L'anno trascorso è stato un periodo particolarmente difficile e complesso. La casa circondariale Antonio Lorusso ha visto aggiungersi alle difficoltà che affliggono tutti gli istituti ulteriori complessità dettate dalla pandemia. La scarsità di risorse strumentali, finanziarie e umane caratterizza ogni realtà penitenziaria, ma nel contesto di questo istituto assumono una dimensione particolare. Basti pensare che penitenziari simili per capienza hanno un organico medio effettivo di 800 unità, il reparto di Palermo Antonio Lorusso ne conta invece appena 662, di cui 146 piegati presso il nucleo traduzioni. Pertanto, all'interno delle sezioni detentive operano 516 unità per i servizi istituzionali. Una problematica che si protrae da tempo e più volte portata in primo piano dagli stessi uomini, in divisa. Nonostante le evidenti difficoltà sono state garantite tutte le attività e tutti i servizi, ma il contributo della Polizia Penitenziaria alla sicurezza del Paese non si limita tuttavia a garantire la sicurezza all'interno, ma si estrinseca in modo ben più vasto. Fondamentale ad esempio è l'acquisizione di informazioni e la vigilanza nell'ambito della radicalizzazione. Altra sfida che è chiamata quotidianamente ad affrontare il personale è il disagio psicologico e psichico della popolazione detenuta. Dopo questa doverosa introduzione vado ad evidenziare i dati registrati. Si registrano dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2021 900 ingressi dalla libertà, 219 in meno rispetto all'anno scorso. Il personale dell'ufficio matricola nel periodo di riferimento ha assicurato l'ingresso di 2.306 detenuti tra uomini e donne, di cui 900 dalla libertà, meno 266 rispetto all'anno precedente. Ha assicurato altresì la dimissione di 1.514 detenuti. Nel frattempo è stato adeguatamente formato e assicura la raccolta dei campioni del DNA.
Ad oggi ha assicurato 443 prelievi, il tutto con appena 20 unità di polizia penitenziaria. Anche il settore dei colloqui familiari è stato adeguato non solo al regolamento di esecuzione, ma successivamente alle norme sanitarie. Nonostante le gravi carenze organiche, giornalmente assicura il servizio effettuando circa 2.200 colloqui mensili tra detenuti comuni e alta sicurezza, per un totale di 29.463 colloqui anno, meno 14.500 colloqui rispetto all'anno precedente, garantendo con sforzi professionali e personali il contatto con la famiglia, il tutto con appena 30 unità. Come anticipato, è stato un anno che ha determinato il cambio di processi lavorativi e sono state predisposte, con la chiusura dei colloqui in presenza, le modalità a distanza, a tutt'oggi ancora garantite. Orbene, con solo 6 unità, il personale ha garantito dal 10 marzo a gennaio 2021 80.682 colloqui in modalità a distanza, videochiamate, ovvero 6.200 videochiamate al mese. Anche per l'esigenza di giustizia a causa della pandemia si è proceduto alla modifica di processi lavorativi. Infatti sono aumentate in misura considerevole le udienze a distanza tramite videoconferenze, applicazione Teams, ed in particolare si sono svolte numero 929 udienze tramite il settore videoconferenze, numero 698 con piattaforma Teams o Skype, per un totale di 1.819 udienze. Queste udienze sono state assicurate con 1.065 ufficiali di polizia giudiziaria. Per ciò che attiene il diritto alla difesa, la Sala Avvocati, con appena 6 unità, ha garantito nel corso dell'anno 8.209 colloqui in presenza tra difensori assistiti, 58 convalide, 36 colloqui in presenza con altre figure. Hanno supportato e garantito il personale nello svolgimento delle udienze a distanza Teams e Skype. Nel corso dell'anno 2020 l'attività di PG è stata particolarmente proficua, assicurando alla giustizia diversi soggetti che si trovavano in stato di libertà senza tralasciare tutti quei fatti costituenti reati individuati all'interno della casa circondariale. Si pensi che nell'anno di riferimento l'Ufficio Comando Settore PG ha deferito alla G 314 soggetti, effettuando 200 notizie di reato. Si segnalano quelli di maggiore rilievo: numero 6 per violazione leggi stupefacenti, numero 9 rinvenimenti cellulari, numero 1 tentata corruzione nei confronti di un poliziotto penitenziario con richiesta di applicazione poi di misura cautelare e previsione dell'articolo 14 bis. Numero 1 per traffico di influenze con l'applicazione di 2 misure interdittive e 3 misure cautelari. Numero 1 arresto in flagranza per il reato per aver tentato di introdurre illecitamente della sostanza stupefacente. A queste si aggiungono 72 attività di indagine delegate dalla G su input di questo comando con ausilio di attività tecniche, alcune delle quali poi conclusesi con il rinvio a giudizio degli indagati e con 8 fermi disposti dalla G, operazione contra Fides, nonché 84 soggetti deferiti all'autorità giudiziaria. Si soggiunge che l'Ufficio ha ricevuto 55 subdeleghe di indagine su richiesta delle altre forze dell'ordine, nonché la stesura di 10 avvisi orali su delega del signor Questore. Per ciò che attiene il reparto di polizia penitenziaria che espleta servizi all'interno dei padiglioni, preme segnalare che la celerità degli interventi ha permesso di sventare 14 tentativi di suicidio, oltre che evitare che quotidianamente gesti autolesivi potessero avere più gravi conseguenze. Si registrano infatti 100 gesti autolesivi. In tutto questo però non va dimenticato che 132 detenuti sono stati deferiti per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e numero 11 unità di polizia penitenziaria nell'adempimento del proprio dovere hanno subito lesioni e ferimenti al fine di salvaguardare l'incolumità dei detenuti, l'ordine e la sicurezza, 8 in più rispetto all'anno precedente. Si registra inoltre nei reparti ordinari la presenza di 150 detenuti con problemi psichiatrici. Sempre il tempestivo intervento del personale di polizia, nonostante la grave carenza, ha permesso di assicurare le immediate cure sanitarie effettuando 110 ricoveri urgenti, 70 in più rispetto all'anno precedente. Particolare attenzione deve porsi poi al recente fenomeno del radicalismo e attualmente in istituto sono presenti alcuni detenuti attenzionati a rischio proselitismo islamico. Ritengo però che difendere la dignità umana di chi si trova in carcere non passi solo dall'assicurare gli spazi vitali, ma principalmente dall'offerta trattamentale, che, come abbiamo detto, ha subito un notevole ridimensionamento. Come accennato, l'istituto ha subito diversi focolai, dapprima tra il personale di polizia penitenziaria a settembre 2020, allorquando ben 35 unità risultarono positivi ed altre 30 unità furono allontanate per contatto diretto con positivi.
A fine ottobre iniziarono i primi focolai tra i detenuti, riscontrati principalmente nei detenuti provenienti dalla libertà, dai permessi e dalla semilibertà. Sino a giungere, come anticipato, ad avere ben 83 detenuti positivi e tutti gestiti in ambito penitenziario. Solo la forte sinergia tra area della sicurezza e l'area sanitaria dell'ASP di Palermo, adottando adeguate misure sanitarie, hanno permesso il superamento delle difficoltà e che l'infezione si propagasse per tutto l'istituto. Infatti immediate sono state le contromisure sanitarie che hanno arginato il contagio ad un solo padiglione e di questo ad una sola sezione. Permettetevi per questo aspetto un sincero ringraziamento al dirigente sanitario dell'istituto, ai vertici dell'ASP e a tutti i medici, infermieri e gli operatori sociosanitari che operano all'interno della struttura. Sono state adottate appunto delle misure che vanno dallo screening sia verso la popolazione detenuta che per il personale. Basti pensare che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, tra tamponi rapidi e molecolari al personale, 4.465. Di questi, come abbiamo detto, personale positivo riscontrato allo screening numero 82, personale allontanato 106. Per quanto riguarda i detenuti, i tamponi effettuati sono stati 2.309, di questi, come ho anticipato, 83 sono risultati positivi. Ad oggi il fenomeno, proprio per l'attività propedeutica attuata, è fortemente diminuito e contenuto. Non si registrano positività tra il personale e la popolazione detenuta, che tra l'altro ha ricevuto la somministrazione della prima dose del vaccino Moderna, con la programmazione per la somministrazione della seconda dose già a partire dalla seconda metà del mese di giugno 2021. Di fatto il 90% del personale è stato già vaccinato con la seconda dose, mentre la quasi totalità della popolazione detenuta ha raggiunto tale obiettivo, prima dose, nella prima decade del mese di giugno. Ed in quest'ottica che si può certamente affermare che il reparto di polizia penitenziaria dell'Istituto di Palermo Antonio Lorusso non si è mai sottratto ai compiti istituzionali. Per questo e per tutto il lavoro silenzioso voglio nuovamente ringraziare tutto il personale, esternando pubblicamente la mia stima e gratitudine per la collaborazione, la professionalità e l'umanità con cui adempiono al proprio servizio. Un saluto anche ai nostri pensionati e all'Associazione Nazionale, la cui presenza ci deve essere di esempio e stimolo per svolgere sempre al meglio importanti sfide. Un grazie alle nostre famiglie che affrontano con umiltà, discrezione, silenzio i sacrifici. Siate fieri della vostra identità di poliziotti penitenziari. Oggi come ieri la nostra istituzione è forte per la grandissima coesione morale dei suoi uomini. Certo che la polizia penitenziaria continuerà ad operare con dedizione, generosità, entusiasmo e con la passione di sempre. Viva l'Italia, viva la polizia penitenziaria. Prende la parola il direttore della Casa Circondariale Antonio Lorusso Pagliarelli, dottoressa Maria Luisa Malato. Attenti! Comandante, dia riposo. Riposo! Autorità presenti, signore e signori, è per me motivo di orgoglio essere qui oggi e condividere con tutti voi questa festa che, seppur in forma un po' più ristretta, rappresenta comunque il primo passo verso una ripresa e una normalità che tutti noi rimpiangiamo e desideriamo. È stato un periodo questo straordinariamente difficile per tutti, ma in modo particolare lo è stato sicuramente per gli istituti di pena, perché il carcere già di per sé soffre un isolamento dalla società civile e quindi a maggior ragione in questo lungo anno durante il quale la pandemia ha sostanzialmente annullato o fortemente ridimensionato tutte le occasioni di scambi con l'esterno. Le tante attività che si facevano a livello culturale, ricreativo, si sono dovute chiaramente sperimentare in forma diciamo molto veloce, celere e con notevoli sforzi organizzativi tutta una serie di nuove forme di comunicazione, prima fra tutte le videotelefonate e le videochiamate fra i detenuti e le loro famiglie, che hanno rappresentato l'unica forma di contatto e di mantenimento dei rapporti affettivi fra i detenuti appunto e i familiari per un lungo periodo di tempo, a cui poi si sono aggiunti i colloqui in presenza, ma sempre con forti ridimensionamenti e con l'uso di tutti i dispositivi.
E proprio in questo stato di solitudine, se così vogliamo dire, imposto comunque dall'esigenza primaria della tutela della salute di tutti, che ha dovuto operare il personale di polizia penitenziaria e tutto il restante personale, si intende, con la paura dell'incognito, di un qualcosa che chiaramente non si conosceva e a tuttora non si conosce approfonditamente, con i rischi di contagio, il pensiero ai familiari rimasti a casa e che tra l'altro erano sicuramente seriamente preoccupate per la sorte dei propri cari che andavano incontro, diciamo, a questa situazione complessa e chiusa, perché il carcere appunto è un'entità chiusa. Quindi a loro e alle loro famiglie chiaramente va tutta la mia riconoscenza e il mio ringraziamento. Il tutto tra l'altro si è svolto senza che sfuggisse chiaramente all'obiettivo primario del mantenimento della sicurezza. Infatti si sono dovuti comunque affrontare, come ci ha ricordato il comandante di reparto, numerosi momenti critici, primo fra tutti proprio le proteste dei primissimi giorni conseguite alla notizia dei detenuti dell'interruzione abbastanza, diciamo, improvvisa dei colloqui in presenza con i propri familiari. L'istituto di Pagliarelli Lorusso purtroppo fra l'altro è stato protagonista di diversi focolai, quindi questo, diciamo, ha aggravato il quadro complessivo, quindi il Covid ha colpito purtroppo sia personale che detenuti, ma fortunatamente tutti i casi si sono risolti senza considerevoli conseguenze. Voglio cogliere quindi l'occasione per esprimere il mio ringraziamento al personale sanitario tutto, dell'ASP in generale, che ha lavorato senza risparmio per scongiurare quella diffusione che all'interno appunto di un carcere avrebbe potuto assumere notevoli dimensioni e serie ripercussioni. Si sarebbe creata veramente una pandemia all'interno della pandemia, diciamo, civile che si stava vivendo. Da qui la corsa frenetica agli isolamenti dei casi positivi, al tracciamento dei contagi, ai tamponi di screening, le sanificazioni, tutti momenti che sono stati concitati e delicatissimi. Si è trattato peraltro di un lavoro di squadra, di una squadra che a questo punto si può dire ha lavorato bene, in sinergia e in cui ognuno ha svolto veramente la propria parte. Il ringraziamento quindi va anche al personale delle funzioni centrali, al cappellano che è stato sempre una presenza costante per i detenuti e anche per tutto il personale. E poi voglio esprimere il mio personale ringraziamento al provveditore, alla dottoressa Calandrino, che soprattutto nei momenti più difficili, quando ci sono stati proprio i primi casi Covid, c'è stata sempre vicinissima, alla magistratura, in particolare alla magistratura di sorveglianza, al garante dei detenuti che purtroppo oggi non c'è, ma con il quale proprio c'è un proficuo scambio di comunicazioni e che ci ha sempre supportato, dandoci sempre la sensazione che se avessimo avuto bisogno di lui ci sarebbe stato sempre e in qualsiasi momento. Ringrazio l'associazione dei pensionati che anche loro danno segno di questa attenzione che sempre c'è verso il corpo di cui hanno portato la divisa e che quindi oggi la ricordano portandola ancora una volta, e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali che seppur diciamo normalmente mantengono con noi a volte dei rapporti un po' più conflittuali, ma devo dire che in questo periodo sono mostrati particolarmente sensibili e attenti alle problematiche degli istituti, in particolare alla carenza del personale che non ci ha permesso purtroppo anche di fare godere di qualche giorno di meritato riposo in più. Che questo giorno quindi possa rappresentare un inizio e una speranza che lentamente tutto possa ritornare a quella quotidianità che quasi abbiamo dimenticato. Grazie a tutti, viva la Polizia Penitenziaria. Prende la parola il direttore della Casa di Reclusione Calogero di Bona Ucciardone, dottor Fabio Prestopino. Può dare riposo, grazie. Buongiorno, saluto e ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto, il signor Provveditore, tutte le autorità civili, militari e gli ospiti che hanno accettato di essere qui
alla 204esima annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari di Palermo. E la scelta di tenere qui questa cerimonia, che diciamo, viene anche appunto dal nostro provveditore regionale, è particolarmente significativa qui oggi, in relazione appunto alla storia del Corpo e alla storia di questo istituto. Sapete, io proprio qui sono entrato per la prima volta in carcere quando, da giovane funzionario dell'amministrazione penitenziaria, quasi 27 anni fa, appunto, ho preso servizio, salvo poi essere assegnato qualche mese dopo all'istituto di Pagliarelli, con cui oggi condividiamo questa celebrazione. Per questo sono un po' emozionato, devo ammetterlo, perché l'istituto che oggi ho l'onore di dirigere ha visto dipanarsi quasi interamente gli oltre 200 anni di storia del Corpo di Polizia Penitenziaria nella città di Palermo. Quel giorno del 94, in cui appunto per la prima volta ho visto questo istituto, ho trovato un penitenziario sovraffollato e fatiscente. Questo ricordo, ritornando, l'ho trovato cancellato dalle opere di restauro che sono state appunto eseguite nel frattempo. Posso dire che all'interno di queste possenti mura molto è cambiato in questo carcere, a partire anche dalla sua stessa funzione. Ieri casa circondariale della città, che accoglieva anche ristretti al regime dell'articolo 41 bis, detenuti del circuito alta sicurezza. Oggi casa di reclusione per i condannati inseriti nel circuito di media sicurezza. La continuità è stata assicurata dagli uomini e dalle donne del reparto di polizia penitenziaria che, avvicendandosi durante il cambiamento da casa circondariale a casa di reclusione, hanno appunto assicurato questa continuità, mantenendo sempre vivo l'orgoglio di prestare servizio in cui sono stati detenuti, sono comunque transitati molti dei capi delle associazioni mafiose palermitane. Oggi, posso testimoniarlo, il reparto della polizia penitenziaria di questo istituto mantiene ben saldo il ricordo di quei tempi, avvertendo molto forte il ricordo che li lega appunto al passato. Purtroppo però le donne e gli uomini del reparto della polizia penitenziaria lamentano una sofferenza. Infatti, al disagio che è derivato dalla riduzione dell'organico e dalla presenza in servizio di una forza operativa insufficiente a garantire la copertura di tutti i posti di servizio che la topografia del carcere richiede rimangano numericamente immutati, si è aggiunto il mancato ricambio generazionale causato da un drastico rallentamento del turnover. Quindi il reparto oggi soffre per il dover affrontare turni di servizio di 8 più ore, dover vigilare più piani dei reparti, dover fruire di pochi riposi e ancor meno congedi, pur essendo giunti a quell'età in cui ciascuno legittimamente avrebbe atteso di essere avvicendato nei compiti più impegnativi dal personale più giovane. A ciò poi, la mia opinione, si aggiunge la fatica che il reparto compie nell'adattarsi al modello operativo che è conseguito al passaggio da casa circondariale a casa di reclusione. Fatica che peraltro io stesso provo e quindi comprendo, in quanto nella mia carriera ho diretto quasi esclusivamente case circondariali in cui, occorre dirlo, sono prevalenti le esigenze securitarie. Eppure, anche questo dobbiamo dirlo e dircelo chiaramente, l'anima di una casa di reclusione non può essere questa. La sfida, quindi, donne e uomini nel reparto, è quella di trovare assieme il corretto equilibrio tra ordine e sicurezza, comunque necessari all'interno di un istituto penitenziario, e la giusta apertura verso le attività laboratoriali, artigianali, scolastiche, in genere trattamentali, cui l'intera popolazione detenuta deve accedere senza ritardi o interruzioni. Per questo invito a una riflessione. I penitenziari, in particolar modo le case di reclusione, in cui la maggioranza dei detenuti è impegnata nelle varie attività, registrano un minor numero di eventi critici. Scongiurati quindi ozio e inattività,
I ristretti riconoscono che lo stato detentivo ha un significato e vi si adattano meglio, rinunciando a comportamenti aggressivi, oppositivi o ostruzionistici che invece sono propri delle carceri italiane e di tutto il mondo. Quindi per me l'obiettivo non può essere se non quello di instaurare un sistema che sia funzionale ad abbattere gli eventi critici, adottando un modello di responsabilità dei detenuti e non degli operatori, confidando nel fattivo impegno degli uffici del provveditore regionale a supporto dell'individuazione di un diverso modello di sicurezza e nella selezione delle assegnazioni di detenuti a questa sede, nonché ovviamente nel contributo di enti e associazioni privati per sostenere un progetto che risulterà attuabile. Il mio impegno ovviamente è quello di continuare a segnalare le carenze senza clamore ma con fermezza, attenuandone per quanto possibile le conseguenze e predisponendo le basi del nuovo sistema, secondo un modello che, appunto, senza rinunciare agli imprescindibili livelli di sicurezza, agevoli l'efficienza del reparto senza aggravare i singoli di altri compiti, di servizi ancor più faticosi o di imporre loro di rinunciare alle doverose pause per il recupero psicofisico. Quindi l'impegno che chiedo a voi, donne e uomini del reparto, è di contribuire anche con le vostre idee e la vostra dedizione, con l'entusiasmo che sono certo il tempo non ha cancellato, con l'orgoglio dell'appartenenza che qualunque delusione non potrà mai mortificare. Sono certo che assieme ci riusciremo, perché voi avete capacità e senso del dovere assolutamente fuori del comune. Lo dimostrano, come già è stato detto, gli interminabili mesi della pandemia, in cui tutti quanti avete dimostrato compattezza per evitare che il timore espresso dai detenuti per la diffusione del virus all'interno del carcere fosse occasione per eventi ancor più gravi di quelli di marzo del 2020. Anche per questo mi sento di salutarvi e ringraziarvi particolarmente, concludendo con quanto mai sincero: viva la Polizia Penitenziaria, viva l'Italia. Grazie. Prende la parola il signor Provveditore regionale, dottoressa Cinzia Calandrino. Grazie, può dare il riposo. Autorità civili e militari, signor Prefetto, gentili ospiti e rappresentanti sindacali, sono lieta di dare a tutti voi il benvenuto a questa cerimonia del 204° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, di formulare un sentito ringraziamento a tutti quanti, uomini e donne della Polizia Penitenziaria in servizio in questa regione, quotidianamente onorano l'uniforme che indossano. Sono orgogliosa di dare testimonianza dell'impegno e della dedizione profusi dagli appartenenti al corpo di questa regione, con particolare riferimento allo stato di emergenza che da oltre un anno ha reso davvero difficile garantire la funzionalità dei processi gestionali delle strutture penitenziarie che insistono nel territorio siciliano, e ad una parentesi temporali in cui gravi criticità afferenti le dotazioni organiche delle strutture stesse hanno richiesto al personale di Polizia Penitenziaria sacrifici veramente straordinari. Esprimo inoltre profonda gratitudine agli operatori di Polizia Penitenziaria che hanno consentito, con alto spirito di servizio e senso dell'istituzione, il ripristino dell'ordine e della sicurezza in quelle strutture penitenziarie della Regione che sono state interessate da rivolte intraprese da alcuni detenuti facinorosi. Anche la realtà penitenziaria di questa Regione, nel corso dello stato di emergenza sanitaria ancora in corso, si è caratterizzata per un inasprimento della tensione e della sofferenza che ordinariamente si registrano nei luoghi di privazione della libertà personale. Eppure la gestione degli eventi critici che si sono verificati si è registrata ed è stata encomiabile. Mi corre il dovere di fare particolare riferimento all'impegno profuso dagli operatori penitenziari e sanitari nel contenere la diffusione della pandemia negli istituti interessati da preoccupanti focolai. E un vivo ringraziamento va espresso anche alle autorità sanitarie locali e a tutti gli operatori del servizio sanitario che operano all'interno delle nostre strutture.
Tale ringraziamento va ulteriormente rimarcato ed esteso a tutti gli appartenenti alla nostra amministrazione regionale con riferimento alla campagna di vaccinazione ancora in atto, che ha già interessato una significativa percentuale della popolazione detenuta e del personale operante negli istituti. Lo stato di emergenza ancora in corso ha lasciato emergere straordinarie capacità di sinergie degli appartenenti al corpo e degli altri operatori penitenziari, per cui corre il dovere di tesaurizzare le proficue prassi poste in campo, anche al fine di favorire il riempimento di senso di permanenza in vinculis di coloro che hanno violato il patto sociale e quindi per contribuire al complesso percorso di recupero sociale dei condannati e degli internati in attuazione di quanto previsto dalla nostra Carta fondamentale. La pandemia ancora in corso, a causa della mancanza del supporto ordinariamente offerto dagli operatori non istituzionali, ha richiesto inoltre uno straordinario sforzo da parte degli appartenenti al corpo e di tutti gli altri operatori che prestano servizio negli istituti penitenziari e tra questi in particolare quelli che interagiscono direttamente con la popolazione detenuta. Le misure di contenimento della pandemia, come è noto, hanno fortemente limitato la partecipazione della comunità esterna alle attività di istituto e il personale del corpo e delle aree educative con abnegazione si sono fatti carico anche dell'espletamento di servizi ordinariamente gestiti dal volontariato penitenziario. A quasi 2 anni dall'assunzione dell'incarico che mi onoro di rivestire in questa regione, rivendico con orgoglio di essere stata parte di un costante, leale e fruttuoso e devo dire quotidiano dialogo con le organizzazioni sindacali, che ha permesso di rilevare le diverse criticità concernenti l'espletamento dei compiti istituzionali e le connesse difficoltà degli operatori penitenziari e quindi conseguenzialmente di approntare gli opportuni interventi, nonché prospettare all'amministrazione centrale le predette criticità e difficoltà unitamente alle più opportune richieste. Tale proposito mi voglio riferire all'assoluta necessità di implementazione degli organici del personale di polizia penitenziaria di questa regione e alla richiesta formulata da me alla Direzione Generale del Personale, previa effettuazione di un'analisi congiunta con le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sicurezza. Desidero inoltre esprimere un profondo e commosso pensiero alla memoria degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria che hanno sacrificato la vita per la fedeltà ai valori dello Stato e caduti a causa dell'esercizio del dovere. A loro va riconosciuta intensa gratitudine e il perenne ricordo nei nostri cuori. Ed esprimo ai familiari qui presenti sentita vicinanza a nome dell'amministrazione penitenziaria che rappresento. E un sentito ringraziamento va anche agli appartenenti al corpo, non più in servizio, ma che con la loro presenza a questa celebrazione offrono testimonianza di un lodevole e indistruttibile attaccamento alle istituzioni. Desidero inoltre rivolgere un pensiero commosso a tutti gli appartenenti al corpo che ci hanno lasciati a causa del Covid e a chi nel corso di quest'anno ha deciso di porre fine alla propria vita, non ce l'ha fatta di fronte alle avversità della vita. E auguro a tutti voi, a tutte le vostre famiglie, tutto il bene possibile. Viva la Polizia Penitenziaria che riveste veramente e occupa nel mio cuore un posto veramente speciale. Grazie. Ispettore superiore Dominici Antonino, vice ispettore Taormina Bartolomeo, vice ispettore Di Campo Franz, vice sovrintendente Cipolla Giuseppe, assistente capo coordinatore Gaeta Luigi, assistente capo coordinatore Argano Annalisa, con la seguente motivazione: partecipavano ad una brillante operazione di polizia giudiziaria che conduceva all'arresto di un pericoloso detenuto di nazionalità tunisina ad alto rischio di radicalizzazione che, evaso durante un piantonamento in ospedale a Milano, era in procinto di lasciare il paese a bordo di un traghetto diretto in Tunisia. Palermo, 26 maggio 2018. Perdoni, alto. Fronte destra. Saluto.
indietro. Saluto. Fianco sinistro. Avanti, nasci.